Questa che lui mi parla del GC, ma mi ricordo bene la città. Tu che guarda tutti i conti, 26 milioni. 25 milioni! In banca! No, ti ammazzo da me, non mi paio! Era banchiera! No, sto già! Banca? Ma come così in 3D? E il banchiera prima. Ma lasciale con le pensioni di poverato. Al sbaglio per volta di ricco le portare in banca. I soldi vanno a far girare. Allora, a gol caritena! A pensione con la bicicletta! Ma così bravi, ma così bravi! Che sono da piedi Ma del po'! Sì, io fa piacere. fa girare miei coscienze. E fa girare se comprare, venda. Volevo di far girare. Prepi, a dei ricchi per limpiare nel settore alimentare. Ah sì? Insomma, nell'allevamento, ecco, pare che stanno a vaga l'allevamento di Strauss. No, è vero. È vero perché io ho sentito dire che è la richiesta. Da voi? Strutto? Che strutto? Struzzo! Tu lei? Ma che... Struzzo, mia strutto! Struzzo è un uccellone, capito? Strutto invece è due. Spero di guadagnare dal 40-60% di poco. Guarda lì! 25 Il milioni! po' a che dentro sopra spesi. Tiri una 40! Tiri una 40! Che saremo a pagare meno tasse. Poi, lo che pensiamo me 2 lì, ma se sa che può fare un po' di niga. Vedi, come il vestito del porco, papà! Quando li morto, era un coso! Hai ragione. Era mica! Tu almeno ancora di capire. Sì, io. Tu almeno ancora di capire. Basta. Ma lei, a Cruz Lashley, come da dare da maniera? Ah, chi lei che mi è problemi, ma è andato. Da dove? Mi da grosso, vedi le fai. Boh! A accompagnare anche la Berenice! Al magana buona idea. Lui è che già mia. Zio, l'era che con la in cacaveggia. Sì! La va benissimo. Con me era là, in Taccareccia, quindi spardesi. Va bene. Sai, sta su questo, che guarda quello di dentro. Del sul, magari hai qua un po', e poi mi torno dentro al dolente. Va bene, una bella idea, una gran bella idea, e allora l'andremo a mettere in pratica subito. Sì. Ecco. Cosa sono queste grida? Di là c'è la nonna che si sta riposando. Vabbè, cercheremo di non disturbare. Noi abbiamo qualche lei cosa. è strutto cos'è grosso, triple tri? Ripartei noi. Tu puoi capire. Abbiamo un progetto. Un progetto! Andiamo l'istruzione a levar, andiamo, i soldi a guadagnare, andiamo. 40 milioni! Però guarda che coppia. Ma Gianni e Pinotto. Credo di conoscere il motivo della loro euforia. Sapeva parmata. E anche con una punta di invidia. Racconta la bella notizia, la pensione. E poco della cifra. Da licenziamento. Quindi far colleghi è un po' zoppirla. Allora ho pensato che questo è il momento giusto per farmi comprare la macchina. Sì. E che fa anche la svelta. Perché te abitasse in impresa che consomia e la va a dire. La notizia gli ha dato alla testa. E anche più sé secondo me. Vuole andare in pensione perché è stanco di lavorare e adesso inizia un altro lavoro. Come levare gli struzzi? Clata gli strutti? Sono mi scatrando. Vai. Lì, signorina, alla Floretta, la macchina la gru. Certo. Lei insomma stir che senza macchina la casa mia. Sì, infatti. Perché adesso rende autonoma. Ma ha ragione, infatti, guardi. A proposito del Bastier,
dica. Meglio vai telefonare in sede per qualche vedete e pare che vada tutto per il vergiosto. Magari avessi subito una commessa. Ma commessa? Ma quella lì è una commessa che da lavorare a Farvoni, in Giugno mia parte. No, io volevo dire un'offerta di lavoro. Ah, offerta di lavoro, sì. Sì, sarebbe da rinfrescare la sala dei consigli. Che bello. Figurare quella figura. E i soldi è belle stata anziana. Mi farà bene. Mi sono prima a fare il suo nome. E era danza chiata, se non capì. E sicuramente la pensa lì. Grazie, guardi, la ringrazio tantissimo. Io le sarò riconoscente. Anzi, guardi, basterà una cena. Verso mia, mi tornerà anche dal palazzatore per una sera. Non si un regalo, di nuovo. Mamma, puoi venire un attimo per favore? Che Floretta, si da stare la nonna? No, mamma, vieni, è appena uscito il signor Roberto, sai, il sindacalista. Mi ha detto che la domanda del papà è stata accettata, è tutto a posto. E quindi il papà andrà in pensione. E se mi toccherà di più ma da dire qualche calde. Vabbè, mamma. E mi ha detto anche, mamma, che il papà prenderà una bella sommetta come trattamento di fine rapporto di lavoro. Guarda Floretta, i soldi danno sempre contentassa, guarda. Infatti. Vabbè. Mamma, visto che appunto arriveranno questi soldi, che forse io ho trovato un lavoro. Questa è una gran bella notizia. Allora ti volevo dire, non è che tu potresti chiedere al papà di comprarmi la macchina, Guarda, lei il momento, guarda, niente, adesso appena che mi capita l'occasione per sé, appunto, qua bisogna sempre accattare il momento giusto. Però mamma, questa volta dovresti fare un po' presto, sai mamma. Perché? Perché il papà è andato con lo zio Nullo alla vecchia cascina per vedere di avviare là un allevamento. Cosa? Sì. Voi andate sotto testa? Mamma, bisogna fermarlo prima che spenda tutti i soldi. Dunque, Floretta, te vada a annunciare della nonna che penso che e sta via a preoccupare che perché la macchina la sarà. Costo le poche ma sicuro. Se dopo hai fermato personalmente con quel poco scantato zio, hai chiesto a me il vesti da maltrattenta.